Questo è Castelbrando, ci troviamo a Gison di Valmarino, in provincia di Treviso. Il castello si trova su una posizione strategica, riesce a controllare 2 passi vicini e la vallata, cosa utile sia per funzioni militari che per riscuotere i dazi della contea di Valmareno. Questa posizione è stata utilizzata dai Paloveneti, dai Romani, dagli Ostrogoti e dai Longobardi, ma una prima e vera e propria fortificazione si avrebbe soltanto nella prima metà del X secolo durante le invasioni degli Ungari. Nel 962 l'imperatore del Sacro Romano Impero Ottone I concede al vescovo di Ceneda Sicardo il titolo di conte di Valmareno e da questo momento il castello diventa la sede del piccolo feudo. Dal 1154 al 1349 apparterrà alla casata dei Da Camino. Passa poi a Marino Faliero che diventato doge cercherà con un colpo di stato di trasformare Venezia in una sua signoria. Fallendo verrà decapitato, subendo poi una damnatio memoria. Negli anni dopo il castello verrà attaccato dai Carraresi, poi dal Patriarcato di Aquileia e poi nuovamente da Venezia. Nel 1411 i Da Camino alleati con gli Scaligeri, i Carraresi e gli Ungheresi riprendono il castello, ma nel 1422 con la morte di Ercole Da Camino ripassa di nuovo a Venezia. Militarmente Venezia, come molti altri stati, utilizzava i capitani di ventura e i loro eserciti e spesso per pagare i condottieri gli donava delle proprietà. Nel 1436 il castello viene quindi donato ai condottieri Bardolino IV Bardolini e al Gattamelata. Dopo poco tempo, il Gattamelata, preferendo tornare alla vita militare, cede totalmente la sua parte di proprietà a Bardolino. Cessate le sue funzioni militari, i Bardolini lo trasformarono in un palazzo signorile. Si possono distinguere un'ala cinquecentesca e un'ala settecentesca. Il castello apparterrà ai conti Bardolini fino al 1959, quando lo vendono ai Salesiani, che lo rivenderanno poi nel 1997 all'imprenditore Massimo Colomban che lo restaura e lo adibisce ad albergo e a ristorante. Oggi il castello, oltre a essere visitabile, ospita anche molti eventi e congressi, tra cui dal 2012 il Technology Forum legato al Forum Ambrosetti.